Eccoci qua col presidente Andrea Bertolini, grande partita, un 3-2 direi meritatissimo, siamo sempre andati noi in vantaggio per primi, ripresi ma non abbiamo mollato. Grande emozione su questa partita ma anche grandi soddisfazioni. Grandissima partita e grandissima emozione, grandissima soddisfazione perché abbiamo battuto una squadra che secondo me è una di quelle che ci darà del filo da torcere fino alla fine del campionato. Loro hanno sicuramente tre grandissimi giocatori davanti, però il nostro organico è straordinario sotto tutti i punti di vista. Siamo andati in vantaggio meritatamente, abbiamo vinto secondo me meritatamente. Grande cornice di pubblico anche oggi, molto pieno anche il tifo, pieno in tutti i sensi del Portogruaro Calcio. Una partita preparata in settimana, siamo venuti qua concentratissimi e i risultati si sono visti. Si sono visti perché siamo consapevoli di essere una grande squadra e dove andiamo noi riempiamo sempre gli stadi delle nostre squadre avversarie che incontriamo. Allora, in conclusione, oggi 2/3 di campionato come girone di andata. Ormai a questo punto possiamo puntare al scudetto di campione d'inverno? Ma è un po' difficile dirlo adesso, abbiamo ancora due partite secondo me fondamentali contro Vazzola e Podreco Montello e dopo queste due partite vedremo dove saremo. Sicuramente io credo in ogni caso fra le prime. Bene, grazie Presidente. Grazie a lei.